Tombolo, Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, San Giorgio in Bosco, Loreggia, Villa del Conte, Cittadella. Sono solo alcuni dei comuni colpiti pesantemente dalla bomba d'acqua che ha flagellato l'Alta Padovana nelle scorse ore, con 197 interventi dei Vigili del Fuoco in provincia e decine di chiamate dalle 20:30 anche alla centrale dei Carabinieri di Cittadella. Acqua che poi ha continuato a scendere molto intensa per tutta la notte fino alle prime ore del mattino. In particolare alcune pattuglie delle nostre stazioni questa notte sono state indirizzate verso situazioni in cui alcune coppie di anziani erano rimaste isolate al piano terra delle proprie abitazioni mentre si stava alzando l'acqua, le hanno aiutate quindi a raggiungere località più sicure affidandoli a parenti o ai figli e soprattutto rassicurandole nel momento in cui il panico stava prendendo il sopravvento. In alcuni casi è stato necessario e indispensabile l'intervento per andare a spostare delle persone, soprattutto anziani e disabili, perché si trovavano in luoghi dove la depressione ha portato l'acqua e quindi in stanze di abitazione dove l'acqua cominciava ad avere altezze di 20-30 centimetri. Scantinati e case allagate, aziende chiuse per l'acqua ma anche per blackout elettrici, anziani soccorsi dai carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile e accompagnati da parenti o spostati ai piani superiori delle abitazioni. Lo scenario è simile in tutti i comuni dell'Alta Padovana interessati. A Tombolo e Santa Giustina in Colle e poi i sindaci hanno anche verificato se fosse il caso di chiudere le scuole che invece sono rimaste aperte. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute con il personale speleo alpino fluviale, con motopompe e idrovore. A rendere più critica la situazione è stata l'intensità delle precipitazioni nell'arco di un'ora. Si parla di circa 160 mm d'acqua in un'ora e 50 minuti. Devo dire che fortunatamente non mi risulta ci siano danni alle persone, ma sicuramente molti danni a cose, ad immobili, abitazioni sotto acqua, scantinati sotto acqua, quindi i danni alle cose sono molte, stiamo facendo la conta in questo momento. L'eccezionale portata d'acqua ha generato l'esondazione del fiume Tergole e del fiume Piovego, nonché del canale Vandura. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con 15 unità di personale e mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti da Rovigo, Venezia, Verona e Belluno. Problemi anche lungo la linea ferroviaria Bassano-Padova, interrotta fin dall'alba tra Cittadella e Campo San Piero, disagi pesanti con un paio di treni cancellati e poi autobus sostitutivi per tutta la giornata tra i due comuni, mentre nel resto del percorso i convogli hanno circolato regolarmente.